Dall'8 all'11 maggio Confartigianato Veneto è stata tra i protagonisti di Origin Passion and Beliefs, prima edizione di un laboratorio espositivo dedicato alla filiera della moda che si è tenuto in Fiera a Vicenza. Le imprese partecipanti, espressione di vari settori della produzione artigiana del settore moda, sono state ben 24, in rappresentanza dell'altissima qualità del Made in Italy che si esprime in Veneto. Giuliano Secco, presidente del settore abbigliamento di Confartigianato Imprese Veneto, ha evidenziato l'importanza di questo appuntamento, che ha offerto l'opportunità di mettere in risalto il saper fare artigiano nel Made in Italy. Presidente, è una prima occasione italiana per dare visibilità a questi super fornitori, cioè tutto questo mondo del controterzismo italiano, anzi veneto in particolare, che danno gambe e aria ai grandi marchi di tutto il mondo. Cosa vi aspettate da questa manifestazione? A parte che è la prima manifestazione che viene fatta in Italia, se non che nel mondo, di questa tipologia di fiera. Non sappiamo cosa vediamo e cosa troviamo, certamente sappiamo cosa mettiamo a disposizione noi mettiamo a disposizione in questa fiera il saper fare nostro, che è quello che è ricercato in tutto il mondo, cioè quella qualità di Made in Italy che tutti cercano. Bene, noi diamo l'occasione, l'opportunità a chi deve fare, a chi vuol vendere dei prodotti particolari, di sapere dove trovare e come fare certi prodotti di Made in Italy con il nostro marchio. Qui ci sono tantissimi stilisti giovani che sono sotto il marchio No Label, che è una piattaforma internet che li raccoglie. Questa contaminazione tra il saper fare artigiano e la creatività, la vedete bene? Noi sì, noi la vediamo bene, ci crediamo, è per questo che facciamo questa fiera, perché noi diamo a loro la possibilità di capire dove possono trovare qualcosa di eccellenza e qualcosa di diverso da quello che si trova normalmente nella filiera solita del fare. Noi diamo loro la possibilità di magari sviluppare quelle cose che magari per loro sono impensabili. Noi mettiamo in pratica quel loro fare moderno, nuovo, dei stilisti giovani che hanno, e noi diamo la possibilità di poter usufruire del fatto della nostra capacità produttiva di fare qualcosa di diverso per emergere nel mercato. Stefano Stenta, vicepresidente della fiera, ha posto l'accento sull'importanza di questa occasione. Presidente, questa prima edizione del Salone Origin è stato un salto di qualità rispetto al passato per Fiera di Vicenza, perché passate da luogo di incontro delle imprese con i propri clienti a promotore di sviluppo delle imprese del territorio, con un'iniziativa molto originale e molto particolare. Ce la racconta in sintesi? L'equazione è abbastanza semplice. Veneto e Italia sono leader a livello europeo e mondiale nella progettazione e produzione nella filiera della moda, intendendo con questo a 360 gradi. E soprattutto il Veneto ha una sua posizione in termini di differenziazione, cioè di presenza di gamma di prodotto completa, quindi dall'occhiale all'abbigliamento, uomo, donna, bambino, maglieria, pelle, abbiamo tutto. Per noi significava di fatto fare una scommessa che il saper far bene che noi abbiamo oggi in Italia potesse avere una valenza non solo sul prodotto finito, ma anche per le aziende stesse che producono questi prodotti per qualunque brand in giro per il mondo. La maggior parte del brand a livello mondiale è qua che produce, è in Italia che viene a produrre la progettazione e la produzione, parliamo ovviamente delle nicchie del lusso, parliamo ovviamente dei prodotti a maggior valore aggiunto. Fiera di Vicenza si propone come quindi quell'elemento di congiunzione per fare in modo tale che vi sia un luogo di rappresentanza di questo saper fare nostro, e noi speriamo in questo modo di assolvere, diciamo, a una funzione. La Regione Veneto ci ha scommesso sopra, ci scommettiamo insieme anche noi, credo che tutte le associazioni venete ci stanno anche loro scommettendo, e io sono sicuro che in brevissimo tempo anche raccoglieremo dei risultati per tutto questo settore che è fondamentale per i conti italiani. Pensiamo che siamo uno dei settori che ha sempre positività in termini di bilancio commerciale, e tutto questo va a favore poi ovviamente del sistema Italia. Ci sono anche degli appuntamenti importanti nel corso della fiera, c'è
c'è un incontro tra imprese e designer qui al piano terra. Al primo piano domani ci sono convegni della regione, di Ambrosetti, c'è uno spettacolo teatrale, quindi diventa quasi una piazza di visibilità per la moda la Fiera Origin. Sì, è una formula mix in questo senso, perché allora la nostra idea è di portare qua anche dibattiti, convegni su temi che possono interessare la filiera e che possono interessare un po' anche il pubblico, e di qui anche la collaborazione con lo studio Ambrosetti di Milano che ci aiuta a organizzare questi eventi, ma anche ci occupiamo di problemi che sono e vanno al di là del nostro settore, o meglio che vanno al di là solo del nostro settore, perché riguardano anche il consumatore, e noi tutti qua siamo imprenditori ma siamo anche e soprattutto consumatori, ed è il problema per esempio della contraffazione, per cui sia Fiera che le associazioni di categoria a livello veneto hanno scommesso su un modo diverso di fare comunicazione, che è quello, tramite la forma dello spettacolo, di coinvolgere soprattutto a livello informativo su uno dei problemi che è gravissimo. In Veneto sono circa 10.000 posti di lavoro in meno che sono sottratti alla legalità tramite il processo della contraffazione, e non parliamo di quella che è la perdita di PIL veneto piuttosto che nazionale, e quindi la perdita di tasse e di soldi che potrebbero rientrare in un circolo secondo me virtuoso per tutti quanti. Ecco, cerchiamo di mixare questi strumenti perché così rendiamo probabilmente anche più interessante, ma perché parlare solo di incrocio domanda-offerta oggi è diventato un po' sterile. Bisogna capire che c'è un mondo che si muove attorno, che chiede anche dell'altro, chiede di fare soprattutto comunità, e questa è un po' la sfida di Origin. E alla fine l'incontro col consumatore. Domenica ci sarà il Temporary Store. E lì ci sarà il ritorno al gioco, soprattutto poi i designer che abbiamo portato qua da tutto il mondo, selezionati tramite il nostro partner inglese di Not Just a Label, potranno presentare i loro prodotti. Sono prodotti straordinari, di vero design, perché sono molto particolari, molto contemporanei nel segno e nella realizzazione di questi prodotti, e quindi ci sarà questa piccola esperienza che è una cosa abbastanza nuova nel livello nazionale. Grande la soddisfazione per la riuscita di Origin Passion and Beliefs, che ha richiamato più di 150 buyer da tutto il mondo e che ha offerto domenica 10 maggio l'opportunità di incontro tra gli esperti del settore della moda e i fashion addicted.